La vera colazione di panino Kamiamsa a Palermo. Facciamo un bel paninazzo di prima mattina, sono le 11 del mattino e già c'ho qua un casino di gente che vuole il panino con la milza e noi lo serviamo subito. Vuole messo formaggio? Un po' sì. Formaggio, limone? Facciamo maritata, si può fare in due modi. Come vuole, è un maritato o schietto? Qual è la differenza? La differenza è che il panino schietto è senza formaggio, il panino maritato è con il formaggio oppure con la ricotta. Come giustamente la gente preferisce Allora, ai questo gusti è della maritato. gente. Questo è maritato, Che profumo! buonissimo. Quindi anche a E colazione. anche a colazione sì. La prima discesa di casa è andiamo a mangiare un panino Kamiamsa, risotti. La Vediamo quanto è specialità. abbondante. La specialità. Qui troviamo polmone, milza, tutto rosolato nello strutto nel grasso di maiale. E trovate limone, formaggio, pepe, chi è che lo gradisce comunque. Che va a Ruba, a Palermo, ma sì, anche fuori tantissimo, dalla anche città di Palermo. fuori Palermo, sì. Quando si va a Palermo bisogna assolutamente provare il panino Chi con le scende- panelle e il panino con la Chi milza. scende a Palermo proverà il panino con la misa e il panino con le panelle. Se non assaggiano queste cose, chi va a Palermo non è una discesa. Possiamo a dire che non Palermo. hanno visitato Palermo? No, no, assolutamente no. E poi abbiamo Come sta? tante altre eccellenze anche dello street food a Palermo. Sì, noi abbiamo panino con la misa, panino con panelle, panino con porchetta, con cipolla all'agrodolce. Cerchiamo di non farci mancare le nostre specialità palermitane. Ecco, lei come mai ha deciso di vendere i panini con la melsa, quindi con le specialità siciliane? Perché in poche parole io ho iniziato che ero un panettiere e alla fine ho visto che i panini con la milza vanno bene e ho tentato di alzando la mattina e dire guarda vado a finire ad Acquedolci a fare i panini con, cioè portare questa specialità In giro. ad Acquedolci con il panino con la milza. Ho provato, è andato bene e ora sto cercando di andare pure oltre. Ma ci vuole un pane speciale perché Sì, questo è un pane palermitano, che se non hai questo tipo di pane non trovi il gusto veramente vero e proprio del panino Kamiamsa palermitano. abbiamo detto che ci sono due tipi di carne dentro, sono al 50%? Qua c'è più polmone che milza. La milza devi sempre mettere 2-3 fettine di milza, poi la gente gradisce qualche fettina di milza in più, non è un problema. C'è molta gente pure che chiede il panino soltanto milza e non polmone. Naturalmente bisogna saperlo fare per dare poi il risultato Certo, finale, questo non sì, tutti possono no, no. Cioè, c'è molta gente che dice, ah, va bene pure io, ma fino a farlo. No, non è così, completamente. Devi averlo nel sangue, perché se non lo hai nel sangue, te ne puoi stare a casa. Molta gente dice, ma io lo faccio a casa, lo sai, mi viene buono, però non viene uguale come quello che fai tu. Ecco, e questo qua ti volevo, è la passione quello che conta. E allora facciamolo vedere di nuovo questo panino, il vero panino. Kamiamsa palermitano che si mangia la mattina alle 11:30. Colazione Colazione così in Sicilia, sicura. a Palermo. Ti riempie pieno di grinta. Energia assicurata per tutta la giornata, Sì, per questo godere al sì. meglio la nostra Sicilia. Per godere bene la nostra Sicilia, è la nostra giornata. Allora salutiamo tutti, invitiamo tutti in Sicilia. Ciao, Grazie. ciao a tutti, grazie. Grazie. Un saluto a tutta la bella Sicilia e agli amici che mi seguono. Ciao, Grazie ciao, mille, ciao. Ciao.